Il 15 giugno 2013 al Russot Hotel di Mestre si è tenuta la terza convention delle categorie Venti e Eventi proposte. Tra gli ambiti trattati: anticontraffazione e lotta all'abusivismo per la difesa del Made in Italy, costruzioni, bio, eco e smart, artigianato nel contesto turistico. Presenti Giuseppe Sbalchiero, presidente della Confartigianato Imprese Veneto, Maria Luisa Coppola, assessore all'economia e sviluppo, ricerca e innovazione della Regione Veneto, Marino Zorzato, vicepresidente e assessore al territorio, alla cultura e agli affari regionali del Veneto, Marino Finozzi, assessore al turismo e al commercio estero della Regione Veneto. Importante lo spazio dedicato alla lotta contro l'abusivismo, ben contestualizzato anche nelle magliette slogan distribuite ai circa 200 delegati che hanno partecipato alla convention. Il mercato del falso è una piaga che va assolutamente risanata, visto il forte impatto economico-sociale sulla realtà lavorativa dell'artigianato veneto. Le 40.000 aziende manifatturiere del Veneto sono intrappolate tra la concorrenza dei prodotti contraffatti e la delocalizzazione delle imprese, che si traducono in migliaia di posti di lavoro perduti e milioni di euro di gettito fiscale che non arrivano allo Stato. E non sono solo i prodotti ad essere contraffatti, con un danneggiamento del Made in Italy in generale, ma anche le competenze. Sempre più spesso personale non specializzato e che non lavora con mezzi e materiali regolari e certificati, che non ha seguito percorsi formativi ed informativi obbligatori, offre le proprie prestazioni a costi ed ovviamente qualità e capacità inferiori, danneggiando seriamente il mondo artigiano. Per contrastare questa realtà di fatto, gli artigiani chiedono meno carte e più controlli sul campo. Chiedono di investire sull'eccellenza in base alla legge 67 del 1987 sulla disciplina dell'artigianato. La strategia di intervento per potenziare il settore delle costruzioni, che ha subito una grave crisi nella nostra regione, si basa su 4 punti: la rottamazione degli edifici, certificazioni chiare ed obbligatorie nel settore edilizia, l'istituzione del social housing, un'opera di semplificazione attraverso lo sportello unico per l'edilizia. La rottamazione degli edifici, riconducibile al criterio di tutela del paesaggio, viene vista come una soluzione auspicabile. Confartigianato infatti chiede appositi interventi normativi inerenti al cosiddetto piano casa per la rottamazione e la ristrutturazione degli edifici. Il social housing viene visto come un'azione di forte impatto positivo per aiutare quella categoria di persone non sotto la soglia della povertà, ma neanche in grado di acquistare un'abitazione. Confartigianato inoltre richiede alla Regione di favorire un sistema di certificazione che dia valore alle costruzioni, non solo sotto il profilo del risparmio energetico, ma anche per la scelta dei materiali e per il rispetto dei parametri costruttivi antisismici. Ma è anche assolutamente necessario un altro passo per favorire la ripresa del settore edilizio, e cioè una semplificazione delle procedure. L'artigiano produce prodotti eccellenti, frutto di un lavoro minuzioso e di un sapiente uso di materiali di qualità. Prodotti che hanno una ricaduta anche in ambito turistico. Ed ecco perché Confartigianato ha creato Discovering Artigianato, per promuovere l'artigianato nel contesto turistico del Veneto, con lo scopo di dare flessibilità alle imprese. Navigando all'interno del portale si possono trovare informazioni sui prodotti artigiani e dove trovarli, ma è possibile anche trovare informazioni sulle attrazioni culturali, architettoniche e paesaggistiche accanto a quelle imprenditoriali. E perché il visitatore del portale non resti deluso? Perché il turista possa trovare informazioni a 360 gradi navigando, si potranno trovare anche chiare informazioni su svariati servizi, quali ad esempio fotografi, taxi, autonoleggi e molto di più. Confartigianato ha chiesto ospitalità alla Regione Veneto tramite un link all'interno del portale del turismo regionale per poter iniziare un proficuo rapporto collaborativo con Veneto Promozione per ampliare l'offerta turistica.